Amici di Radio Guest, ancora una buona settimana da Igor Pezzi con un altro grandissimo ospite. Oggi si parlerà di moto, si parlerà di biker, di strada, di road, di sogni, ma soprattutto di passioni. Siamo con Miki Persello. Ciao Miki, come stai? Ciao, buongiorno a tutti, benissimo, grazie per l'invito. Grazie a te di essere qui nel mondo di Radio Company. Volevamo scoprire innanzitutto da dove arrivi. Allora, io, come mi piace dire in queste occasioni, sono un po' il fratello gemello della Biker Fest, quindi nasco dagli stessi genitori nello stesso anno, quindi nell'86, studio turismo, poi oltre a ragioneria eccetera, e all'età circa di 18 anni divento giornalista, quindi continuo con quella che è l'azienda di famiglia che tratta l'editoria in campo motociclistico e automobilistico, quindi con 3 riviste a diffusione nazionale, e si struttura poi negli ultimi anni nell'organizzazione di eventi, per cui collaboriamo con buona parte delle fiere italiane. Si sta parlando naturalmente di Biker Fest, un evento ormai mondiale. Loro lavorano 13 mesi l'anno, non solo per il Biker Fest ma anche ovviamente per tutte le riviste molto molto interessanti che poi magari andremo anche ad elencarle. Però parliamo del Biker Fest. Il Biker Fest quando nasce? Nasce dai miei genitori e da quello che allora era il club di cui mio papà era il presidente, quindi i Motars MC erano uno dei primi club definiti one percenter, quindi motociclistici che comunque avevano la passione per il viaggio e per i raduni in Italia. Quindi nasce a Villanova di San Daniele nel 1986. Poi da lì, giusto, si è evoluto e cosa è successo? L'esplosione della Biker Fest, così la possiamo chiamare, avviene attorno agli anni 2000 in quello che è il parco del Rivellino di Osoppo, dove poi furono proprio i miei genitori a portare anche il Rototom Sunsplash, che non conoscevano il luogo. Io mi innamoro della Daytona Bike Week, quindi in Florida, e naturalmente è stato Hemingway il primo a dirlo che Lignano Sabbiadoro è la Florida italiana ed europea. Ho strutturato un evento al 26esimo anno, quindi, che si basasse un po' su questo, quindi con un format totalmente innovativo per l'Europa, perché non si tratta più di un evento all'interno di un parco, ma di un evento che vive l'intera città di Lignano Sabbiadoro, totalmente ad ingresso gratuito. Sono cambiate moltissime cose e la Biker Fest ha ripreso a crescere, quindi da 8 anni fa, ma sotto una veste diversa, se vogliamo leggermente più istituzionale. È quasi una fiera all'aperto che comprende il mondo delle 2 ruote e anche del motorismo, perché ormai spaziamo da anni anche sulle 4 ruote, a tutte quelle che sono le discipline motoristiche. Miki Persello, assieme a tutto lo staff della Biker Fest, come si è strutturato per questa edizione 2020 che è caratterizzata dalle restrizioni, dai DPCM, causa Covid? Noi siamo agevolati un attimino dal fatto che utilizziamo spazi veramente molto ampi perché occupiamo diverse aree di Lignano Sabbiadoro. Posso dirti che useremo ancora più aree, una su tutte che naturalmente era già pronta a novembre, perché noi con le novità della Biker Fest arriviamo ad EICMA, quindi alla fiera internazionale più grande al mondo. È indubbiamente l'e-mobility village, quindi dedicato alla mobilità alternativa, a tutto quello che è l'elettrico o comunque l'ibrido, che si svilupperà sull'area mercato di Lignano Sabbiadoro, quindi un'area molto grande adiacente allo stadio che tutti bene conoscono anche per i grandi concerti. Questa la portiamo in collaborazione con il consorzio degli albergatori di Lignano Sabbiadoro, quindi Lignano Holiday. È una collaborazione appunto che nasce lo scorso anno in quest'ambito. Miki Persello della Biker Fest, dove viene collocato a livello mondiale la Biker Fest? E poi andiamo a concludere ovviamente con i ringraziamenti dei vostri partner. La Biker Fest è indubbiamente l'evento motoristico outdoor più grande d'Italia. È il secondo in Europa e uno fra i più grandi e più conosciuti al mondo. Cos'altro posso dire? La manifestazione quest'anno, ecco, questo è un grande orgoglio, è stata patrocinata dall'ENIT, quindi dall'Ente Nazionale del Turismo, che ne ha riconosciuto quindi l'importanza turistica nazionale, quindi di rilievo mondiale. Di questo siamo particolarmente orgogliosi. I ringraziamenti naturalmente vanno sempre alla Regione Friuli Venezia Giulia, a Promoturismo, al Comune di Lignano Sabbiadoro, con cui appunto questa collaborazione va avanti e cresce da ben 8 anni, al Consorzio degli albergatori Lignano Holiday, che ci dà un grande supporto e ci dà la possibilità di allargare ogni anno l'offerta appunto per tutti i partecipanti. Un ringraziamento a Moreno e alla sua donna, anche alla Maggie, perché Maggie poi fa parte della vostra famiglia. Va fatto, giusto?
Assolutamente, guarda, sono tutti, io li calcolo un po' come sottintesi, li calcolo come parte integrante del nostro staff naturalmente, ma loro hanno dato vita all'evento, la Maggie segue la parte burocratica che è molto importante, soprattutto in queste occasioni, e naturalmente sono fra quelli che lavorano giorno e notte. Michi Bresello, da quando a quando si svolge il Biker Fest nel 2020? Dal 17 al 20 settembre. Radio Guest ritorna la prossima settimana, naturalmente con nuovi organizzatori del territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Grazie ancora.